Nacque in una casa dove la luce della fede sembrava lontana, ma un giorno, tra le mura di una scuola cattolica, ascoltò parole che fecero fiorire nel cuore un amore profondo per la verità. Fin da bambino sentiva dentro di sé una voce che lo chiamava verso il cielo e nessuna ombra poteva spegnere quella luce. Un parente si accorse di questo fuoco interiore e, temendo che crescesse, lo allontanò da quella scuola. Ma la fede, quando attecchisce in un'anima pura, non si spegne con il vento delle avversità. Fu mandato a studiare in un ambiente dove la moralità era fragile, dove molti si perdevano nel buio. Lui, invece, camminava come un giglio bianco in un campo inaridito. Guardava il mondo intorno e sentiva dolore nel cuore. Non voleva perdere se stesso, non voleva smarrire la luce che Dio aveva acceso in lui. Un giorno decise di lasciare tutto. Scelse un luogo dove il silenzio parlava più forte delle voci del mondo. Indossò l'abito di chi cerca la verità con tutto il cuore e divenne fratello in un convento domenicano. Studiava con passione, pregava con fervore, cercava di imitare chi prima di lui aveva percorso la strada della santità. Ma il cammino non era privo di prove. Una malattia terribile lo colpì, portandolo vicino alla morte. Il corpo era debole, ma lo spirito restava forte. Quando il pericolo passò, tornò ai suoi studi con ancora più determinazione. Le sue parole divennero fonte di speranza per chi lo ascoltava. Difendeva la fede con coraggio, confutava chi la attaccava con dolce fermezza. La sua voce si diffuse. Il suo nome era sulla bocca di molti. Fu consacrato sacerdote e divenne instancabile predicatore. Percorreva città e villaggi, parlando dell'amore di Dio, della bellezza della fede. Tante persone, toccate dalle sue parole, cambiavano vita. Ma non tutti lo amavano. Alcuni vedevano in lui un pericolo, un ostacolo da eliminare. Venne accusato ingiustamente. Qualcuno disse che aveva infranto la sua promessa di purezza. Chi lo guidava, credendo a quelle menzogne, lo punì. Non si difese. Non gridò la sua innocenza. Accettò il dolore con umiltà, vedendo in quella prova un segno della volontà divina. Ma la verità non può restare nascosta per sempre. Alla fine fu riconosciuto innocente e coloro che lo avevano accusato si inginocchiarono davanti a lui chiedendo perdono. La sua fama cresceva, così come l'odio di chi voleva spegnere la sua luce. Un giorno, mentre camminava per una strada solitaria, mani assassine lo attesero nell'ombra. Il primo colpo lo ferì, il secondo lo fece cadere a terra. Con le ultime forze tracciò una parola sulla polvere intrisa di sangue. Credo. E in quella parola c'era tutta la sua vita, il suo sacrificio, la sua offerta d'amore. Non fu una fine, ma un inizio. Il suo spirito non si spense, il suo esempio continuò a brillare. La fede che aveva difeso con le parole la suggellò con il sangue. Ancora oggi chi lo ricorda sente nel cuore il calore di quella fede indomabile, capace di vincere ogni buio.